Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Oggi una puntata pasquale, stiamo parlando anche delle scuole calcio del Catanese e subito per voi un interessantissimo servizio dedicato alla Pro Calcio Jeunesse. Una bella giornata di festa e di sport qui al centro sportivo La Pola col primo torneo Pro Calcio Sicilia. Watch what you say, man. And don't speak my mother tongue, cause I got my own style, you got your own style. So, listen, I got my own style, you got your own style. Poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux. Existe-t-il un autre style? We are the Dusty Men, we are the Dusty Men. Like an old time, like an old time, like an old time song. We are the Dusty Men, we are the Dusty Men. Like an old time, like an old time, like an old time song. We are the Dusty Men, we are the Dusty Men. Like an old time, like an old time, like an old time song. Marco Arcese, presidente dell'associazione Pro Calcio, una società che sviluppa a largo raggio il progetto calcio non soltanto in Italia ma addirittura nel mondo. 21 società affiliate in Italia, addirittura 3 all'estero, un progetto importante soprattutto perché c'è da insegnare tanto buon calcio a tanti bambini. Sì, hai detto bene, intanto vi ringrazio di questa opportunità. Io sono venuto oggi da Roma per seguire le nostre sedi che abbiamo qui, la Jeunesse Vigor Tenea, chiaramente molto ben rappresentate da Giacomo Priolo che è il nostro referente per la parte Sicilia. Sì, hai detto un po' tutto, la cosa più importante è che più che formare i bambini cerchiamo di formare gli allenatori, di dare a tutti un unico standard e know-how di lavoro che viene dall'esperienza dei nostri docenti che lavorano chiaramente giornalmente su un progetto, su degli obiettivi, e abbiamo istituito una piattaforma online dove i tecnici fanno dei corsi, quindi raggiungibili da tutte le parti del mondo, e siamo in continuo contatto con la nostra sede in Australia, a Sydney, a Toronto e a Podgorica in Montenegro. È un bel progetto, chiaramente non grazie solo a me ma a tante le persone che ci lavorano. Uno staff considerevole. È un bello staff considerevole, sì, è un progetto che è partito 10 anni fa, oggi abbiamo 5.800 bambini tra Italia e mondo. Affiliazioni anche con società chiaramente importanti del calcio italiano, ma non solo. Sì, noi abbiamo un'affiliazione con la Roma ormai storica da anni, ma siamo in ottimi rapporti anche con la Juventus a cui abbiamo dato dei ragazzi ultimamente, e quindi cerchiamo di prendere un po' da tutte le società professionistiche quello che è un prodotto da poi da dare al bambino, un servizio che sia targato e che sia confezionato per i propri bisogni. Ultima domanda, il rapporto con i genitori. Beh, come si dice in tutta Italia, anche qui a Catania penso che sarà abbastanza complicato. Il genitore deve cercare di fare il genitore, stare fuori da quello che è l'ambiente calcio, venire a vedere il proprio figlio, cercare di rincuorarlo senza dare suggerimenti tecnici, perché quello già passiamo noi, quindi a volte anche a sbagliare, quindi troppi errori poi per il bambino diventano nocivi. Well, you can tell everybody, yeah, you can tell everybody, go ahead and tell everybody, I'm the man, I'm the man, I'm the man, yes I am, yes I am, yes I am, I'm the man, I'm the man, I'm the man.
Giacomo Priolo, per il presidente dell'associazione sportiva Jeunesse Calcio, presente qui nel torneo Pro Calcio alla Bola di Mister Bianco. Giacomo, però siamo qui anche per capire com'è andata la stagione, ormai siamo a fine marzo, primi di aprile, per cui è necessario fare un piccolo consuntivo di questa stagione. Ettore, la stagione sta andando benissimo, i ragazzi sono felicissimi, tramite sempre la Pro Calcio riusciamo ad organizzare manifestazioni, diamo la possibilità ai ragazzini di confrontarsi con parietà e soprattutto con ragazzi che vengono fuori anche dalla regione. Questo qua è il primo torneo Pro Calcio Sicilia, speriamo che più avanti possiamo portare pure società che arrivano dal nord Italia. Oggi abbiamo la presenza di una squadra di Belpasso, la Fenice Belpassese, la Vigor Etnea che è l'altra società affiliata a noi, poi abbiamo la Jeunesse, 2 squadre, più il centro sportivo Bola che quasi sicuramente verrà con noi, con la famiglia Pro Calcio, col progetto Pro Calcio. Quindi stiamo parlando già anche per quanto riguarda la prossima stagione, la stagione che vi vedrà ancora in prima linea nel valorizzare non soltanto un aspetto tecnico dei bambini, ma un aspetto educativo per i numerosissimi bambini che fanno parte della vostra scuola calcio. Innanzitutto parliamo sempre a livello educativo, è la cosa principale, i ragazzini devono capire che ci sono delle regole, le cose principali, lo studio, la scuola e poi il divertimento lo mettiamo, diciamo, come seconda possibilità. I ragazzi devono divertirsi, giocare e questo secondo me è l'ambiente giusto per riuscire a fare determinate cose. Io spero tantissimo di trasmettere ai ragazzi la possibilità di stare bene, magari un giorno vedere qualcuno verlo giocare ad alti livelli, quello è il sogno principale, l'ho detto già la prima volta e lo continuo a dire, però fermo restando questo i bambini devono stare bene e divertirsi. Istruttore della scuola calcio Jeunesse di Catania, Damiano Rotta. Ciao Damiano, e allora a questo punto dobbiamo anche parlare con te per quanto riguarda l'andamento di questa stagione 2013-2014, soprattutto per quanto riguarda la categoria che tu alleni in questa scuola calcio. Sì, i bambini stanno partecipando al loro campionato di appartenenza e oltre al campionato federale anche vari amichevoli con altre scuole calcio, in modo tale che si confrontino e si divertino, insomma, crescendo in armonia e in allegria. Che poi in fondo è l'obiettivo importante della scuola calcio. Fondamentalmente il primo obiettivo è unico, perché così il bambino può crescere in un ambiente sano, in educazione, insomma. Qual è il loro grande obiettivo partecipando ad una stagione di una scuola calcio? Ma credo che sia migliorarsi, interagire con compagni, fare amicizie e notare loro stessi, perché fondamentalmente ormai il bambino d'oggi è un bambino sveglio, intelligente, notare loro stesso che l'anno dopo poi è migliorato in qualcosa, se ne rende conto e va avanti. Quindi non cercano poi in fondo di copiare i grandi nomi del calcio mondiale? Nella testa ce l'hanno sempre il grande nome del calcio mondiale, però noi stessi teniamo sempre a tenerli un attimo con i piedi per terra, ricordandogli che è un gioco e che comunque determinati palcoscenici non sono proprio per tutti, insomma, quindi col gioco, col sorriso. Siamo con Luciano Cavallaro, il dirigente della scuola calcio Vigor Etnea. Dove sorge la scuola? Allora, la nostra società sorge a Paternò, da 4 anni che facciamo questa attività, adesso siamo un po' avvicinati a questa Pro Calcio, che è un bel progetto che stiamo sposando insieme a Giacomo Priolo e speriamo di andare avanti e far crescere i nostri bambini. Siamo con il bomber della squadra, Fabrizio. Hai fatto un gol? Sì, l'ho fatto su punizione dalla 3/4 di centrocampo. E com'è stato fare questo gol? Emozionante, è stata la cosa più bella che mi potesse capitare sullo 0-0, punizione, tiro, alta, non lo prende, nessuno mi ferma. La scuola è nata l'anno scorso, a giugno 2013, è il primo anno, abbiamo iniziato, i ragazzi sono 46 e abbiamo un progetto con la Vigor Etnea per andare avanti e speriamo bene. So che hai fatto diversi gol, quanti gol hai fatto? 4. E com'è stato fare questi 4 gol? Un po' facili e un po' difficili.
Io gioco bene a calcio, faccio belle azioni. È proprio io faccio sempre quasi gol, ma però le faccio sempre fuori. Voglio dire che lui, il portiere, è stato bravo anche in difesa, anche in centrocampista, in difesa e in porta. Siamo con Fabrizio Bruno, responsabile del centro sportivo La Bola di Mister Bianco. Complimenti Fabrizio, una struttura straordinaria e devo dire anche ultima generazione. Sì, appunto, abbiamo questo centro sportivo, l'abbiamo rilevato nel marzo dell'anno scorso, come potete vedere sono dei campi con manto erboso dell'ultima generazione, è una bellissima struttura dove abbiamo anche una scuola calcio, dove sviluppiamo diversi tornei nel campo a 5 e nel campo a 7, che spero che possa sempre andare meglio, più di quanto già riusciamo a fare. Chiaramente nel periodo estivo si preparano soprattutto tornei estivi che danno modo di valorizzare ancora di più la struttura. Sì, abbiamo appunto già in programma qualche torneo nel campo a 7 che partirà credo a fine aprile, si protrarrà per tutto il periodo estivo, credo fino a settembre. Tutti i miei amici, il mio migliore amico Valerio, la mia famiglia, mio cugino Cristian, mia cugina Silvia, mia sorella Giulia e tutti quelli che conosco, la mia maestra, e poi saluto il mio mister e il mio fratello. Ciao! La Procalcio Jeunesse, scuola calcio guidata da mister Giacomo Priolo, e adesso vogliamo far rivedere quelle che sono state le immagini più belle di un torneo che si è svolto durante il periodo natalizio a Torre del Grifo, la sede ufficiale del calcio a Catania. Guardiamolo insieme. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost.
I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. 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 I didn't know. Un originale clip dedicata al trofeo di Natale di Torre del Grifo, Natale 2013, presso la sede, la casa ufficiale del Calcio Catania. E adesso ci divertiamo un po' perché per l'occasione c'erano anche gli spilli di penalty. Benvenuti! Trofeo di Natale, città di Mascalucia e Torre del Grifo. Oggi noi ci troviamo a Mascalucia con gli spilli siciliani. Seguiteci, ne vedrete di belle, di cotte, di crude. Ma chi sono? Ma chi sono? E siamo una scuola calcio che coltiviamo la passione dello sport nella nostra cittadina e abbiamo questi bambini meravigliosi che ci stanno dando soddisfazioni a tutti, a noi e ai genitori pure. Ma allora non è vero che l'importante è partecipare? Ma soprattutto anche vincere. Salve. 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 Lei è? Gino Sereniti, istruttore della Polisportiva Magica, categoria Pulcini 2003-2004. Ma è vero che l'importante non è partecipare? Assolutamente sì. L'agonismo tra i giovani esiste? E come se esiste? Esiste! A che abbiamo peccato stavolta? È George Clooney? No! Ma chi è? Tom, lei è Tom? Sì, zio Tom. Zio Tom! Allora, zio Tom, chi è lei? Cosa ci fa qui, in questo torneo? Io sono il nonno di un bambino che gioca a calcio. Il nonno? Ma il nonno! È vero che esiste l'agonismo tra i giovani? Sì, certo. Non ci fosse l'agonismo, non ci fosse calcio. Finalmente l'abbiamo trovato. Finalmente. È lei o non è lei? È lui o non è lui? Chissà, è lui? Sono io. È lui. Lei è? Il lavapiatti della... Il factotum della magica. È magico, quindi lei è magico? No, ma quale magica? Allora, parliamo dell'agonismo giovanile. L'agonismo giovanile? L'agonismo giovanile lasciateglielo ai giovani purtroppo. Quindi l'agonismo esiste? Esiste, sotto tutti i punti di vista. Agonismo. Parliamo di agonismo in che senso, scusa? Salve, chi c'è qui accanto a me? Il maestro Spambinato della scuola Ascam di Del Mestiere Teneo. Oh, ma è fantastico! Ma cos'è? Questo è il dragone, che nell'antica Cina era il segno di, diciamo, di guardiano del mondo, mentre i leoni raffigurano i guardiani delle porte. Ho capito. È vero che l'agonismo esiste tra i giovani?
Sì, l'agonismo esiste ed è giusto perché se è un agonismo sano e costruttivo così escono i campioni. Esiste l'agonismo! Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen. E stavolta accanto a noi Fabio Cantarella, vice sindaco di Mascalucia, assessore allo sport. Buonasera a tutti voi. Buonasera! Quello che conta in questa manifestazione è l'agonismo, vero? No, è partecipare. Allora l'importante non è partecipare. Invece sì, gli assenti avranno torto, sempre. Quello che conta in questa manifestazione è vincere. L'agonismo, quello che conta. No, qua ti stoppo, non è vero. L'agonismo sì, però noi ci siamo prefissati un obiettivo primario, quello dell'etica sportiva, e ti posso garantire che fino ad oggi lo sport ha prevalso a tutto ed è stata veramente una grande festa di sport. Mi auguro che domani anche per le semifinali e finali sia così veramente. Io faccio un elogio a tutti i club che hanno sposato la nostra manifestazione per il loro comportamento, per la grande partecipazione che veramente hanno arricchito questa manifestazione. Grazie a tutti veramente.